la sentenza Adamo della quinta sezione della Cassazione ritorna sempre sull'usuale concetto: il tema di lesione personale costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto soggetto processo di alterazione, fattispecie relativa alle escoriazioni. Nozioni su cui discutiamo da anni, che però sono state ancora di recente riaffermate, e soprattutto sono state riaffermate da una sentenza ancora della quinta sezione penale, che è pendente, il cui procedimento a carico di Gallotti Roberto più 4 è pendente in sede di rinvio davanti a questa alla Corte d'Appello di Milano. Relativo a un'ipotesi di omicidio prepenitenzionale, nel caso dell'Istituto Clinica Humanitas di Rozzano, derubricato in appello in omicidio colposo, e su ricorso del procuratore generale e della difesa, la Cassazione ha annullato integralmente la sentenza che aveva derubricato lo Stato, dicendo: o ritenete che vi sia stato effettivamente quello che la Cassazione con molta efficacia ha definito nel processo Gallotti, un'espressione che può essere riportata pari pari in questo processo, ottimo della chirurgia, o se no non potete parlare di colpa. Quindi, riassumendo sinteticamente, non mi pare che dalla sentenza Giulini si possono trarre le conseguenze che ne vuole trarre la difesa. Ripeto, l'intervento operatorio completamente al di fuori dei protocolli e delle leggi Sartis non trova tutela nell'articolo 32 della Costituzione. Tale intervento causa una alterazione anatomico-funzionale da cui deriva una malattia, cioè un processo di miglioramento o di peggioramento che si esaurisce con la guarigione eventualmente con esiti permanenti. Il fatto che non sia stata contestata in questo caso la durata della malattia comporta che deve ritenersi una malattia di durata non superiore a 20 giorni. Su questo citerò, affrontato la posizione di Pansera, una sentenza esattamente in termini. È perciò, a mio avviso, suggestiva l'argomentazione della difesa, che cita i casi di Mariano Noto e di Dora Raff sulle conseguenze delle operazioni, conseguenze su cui il Tribunale si è soffermato. Erano argomenti che riguardavano la sussistenza di eventuali aggravanti o la quantificazione del danno, non la qualificazione giuridica del reato. Altra sentenza
delle sezioni unite, che è stata ovviamente richiamata dalla difesa, è la sentenza Cozzini sulla prova scientifica. Intanto osservo che è altrettanto suggestiva la sottolineatura che in un processo per lesioni nessuna parte lesa sia stata visitata. Non è stato visitato nessuno proprio perché non è stata contestata alcuna aggravante, salvo sporadici casi. Il processo non poteva che farsi sulla carta, tenuto anche conto del decorso del tempo. La difesa, sempre come argomento di ordine generale, aggiunge: il PM prima e il Tribunale poi non rimproverano, salvo pochi casi, di aver eseguito VATS assolutamente impropri, ma di aver svolto un intervento invasivo in luogo di uno meno invasivo o di non aver seguito il criterio d'attesa. Ma, replico io, l'intervento invasivo e l'omessa intesa integrano proprio la violazione dei protocolli e quando sono finalizzati, come nel caso a gonfiare i DRG, portano a quello che molto efficacemente la sentenza Gallotti ha definito il cottimo della chirurgia. Insomma, non si è affermato che si può prescindere dalla malattia e che basta una cattiva intenzione, una personalità negativa per integrare il delitto di lesione. Il ragionamento è stato ben alto. L'indicazione chirurgica è in parte condivisibile l'affermazione del difensore per cui, anche se si prova che Brega Massone, Resicci e Pansera corrispondono al tipo d'autore del chirurgi avidi e perniciosi, il reato non sussiste se manca per ogni singolo caso una plausibile indicazione chirurgica al di là di ogni ragionevole dubbio. Questa ritengo sia un'affermazione in linea generale assolutamente corretta, ma ripeto, alla luce di quanto detto in precedenza, la valutazione in concreto della plausibile indicazione chirurgica va fatta secondo i protocolli e le leggi Satis. Ma andiamo un po' a vedere di cosa stiamo parlando. I PM nelle indagini sono molto accurati. Squicciarini ha estrapolato 199 cartelle cliniche. Volpato 20 cartelle, 10 presigi. C'è stato il filtro poi di Sartori, di Olivieri e di Greco e un successivo filtro sulla base dei DRG. E sommando questi vari casi, uno con l'altro, con l'altro, con l'altro, questi vari filtri, si è giunti sulla base dei criteri ordinari di valutazione della prova a contestare il delitto di lesione. Strettamente connesso ai temi posti dalla sentenza Cozzini sono i motivi d'appello che riguardano i consulenti. Sulle affermazioni riguardanti i consulenti, in particolare Squicciarini, secondo